Anch'io vorrei, come ha fatto la consigliera Piccin, chiedere, insomma, scusarmi con l'assessore Sciauli, ma non perché abbiamo sollevato alcuni dubbi insomma, riferiti agli articoli di competenza dell'assessore, però non volevamo sminuire il lavoro che era stato proposto, tant'è vero che poi insomma lo si vedrà anche durante la discussione, ma siamo praticamente, a parte alcuni articoli, siamo assolutamente favorevoli a quello che è stato proposto dall'assessore. Siamo da sempre, insomma, anche con le proposte che abbiamo fatto, favorevoli insomma, all'agricoltura in questa regione. Lo ricordavo anche ieri all'assessore Santoro, dicendole che nel rapporto ISPRA si parlava proprio del fatto che a farne le spese rispetto al consumo di suolo è sempre praticamente il terreno che è vocato all'agricoltura. Quindi mi scuso nuovamente con l'assessore. Ho ascoltato le parole del collega Agnola che diceva, però devo dire che non mi trovo d'accordo con quanto detto dal collega, perché è vero sì che abbiamo ascoltato i portatori di interesse nelle audizioni, però erano venuti qua ad esprimersi sul testo che era stato proposto e quindi alcuni poi hanno fatto delle osservazioni che andavano oltre a quelle che erano le proposte inserite all'interno di quella norma, e come abbiamo detto scritto in relazione, insomma è ovvio che poi ognuno può proporre gli emendamenti che ritiene, e poi appunto la norma è stata snaturata, diciamo così, dall'iniziale idea che c'era nel testo dell'assessore Panontin. Al consigliere Marin invece volevo dire che non è che noi abbiamo preconcetti, l'abbiamo scritto anche nella relazione, che bisognerebbe sedersi e senza avere preconcetti e senza avere preclusione alcuna mettersi lì e trovare una soluzione condivisa a questo tema. Quello che diciamo noi è che, come ha detto lei, del resto, è che non si può utilizzare questo metodo per trovare una soluzione che poi vada bene a tutti, che accontenti, fra virgolette, le parti che in questa materia, purtroppo o per fortuna, devono in qualche maniera trovare sintesi. Perché, come diceva lei, appunto, poi in percorsi fatti così, di corsa, con emendamenti in commissione piuttosto che in aula, poi si aprono dei dubbi interpretativi oppure si accendono proprio questi conflitti tra le parti che invece dovrebbero in qualche modo essere sanati e si allontanano sempre di più quella che è la risoluzione definitiva a questo tema. E per quanto riguarda che mi chiedeva l'assessore i dati riguardo al bracconaggio, non è che noi o l'assessore possiamo darne, basta sfogliare gli articoli del giornale e troviamo anche per questa regione purtroppo insomma, articoli che alcuni, il 29 del 10 c'era sgominata maxi banda bracconieri in Friuli Venezia Giulia, il 12/12 bracconieri non si fermano all'Alto della Forestale, sparano, il 15 marzo 2016 antibracconaggio a Venzone, e non ultimo c'è il rapporto Ecomafie 2016 che cita che il mercato illegale legato proprio agli animali da fauna selvatica incide per il 23% in tutta Italia, ovviamente, però ogni regione fa il suo pezzettino, no? Lo dice ISPRA stessa, che lo scorso anno nel suo rapporto, che ha indicato 7 zone calde in tutta Italia per quanto riguarda appunto il bracconaggio, e purtroppo dentro là ci siamo pure noi. Per quanto riguarda è più legato il discorso verso gli uccelli in questo caso, però comunque ISPRA identifica anche noi come zona dove questa attività viene svolta. Vabbè, sarà meno attendibile, però al momento è quello che abbiamo. Secondo lei è meno attendibile, secondo me no. Non ultimo, riprendo su quello detto insomma, dall'assessore Panontin, secondo noi comunque il metodo resta
quello che in qualche maniera lui ha cercato di fare e quindi di trovare una soluzione condivisa fra le parti, perché quello che noi diciamo rispetto a questo provvedimento principalmente è proprio il metodo che è stato usato, il poco tempo, gli emendamenti arrivati in aula ma soprattutto in commissione. Ed è ovvio che così facendo sicuramente non troveremo una sintesi e riusciremo solo ad allontanare ancora di più quelle parti che invece dovrebbero sedersi a quel famoso tavolo e parlarsi una volta per tutte, anche assieme a noi, e trovare una soluzione condivisa. Grazie.